Bentornati a 20 Minuti Veneti, stiamo parlando degli imprenditori che decidono di localizzare, italiani che si insediano in Carinzia. E allora eravamo rimasti ai contributi da parte dello Stato nei confronti delle aziende che fanno impresa in Carinzia. Smarsica, parliamo dei contributi per la ricerca e per lo sviluppo che vengono dati alle aziende appunto che operano lì. Ok, quindi anche qui abbiamo direi io, una bella offerta a tutte le imprese che sono in Austria, che è un contributo che riguarda tutti gli investimenti fatti nel campo di ricerca e sviluppo. Quindi se un'azienda ha interesse di non so, sviluppare un nuovo prodotto, un nuovo processo produttivo, potrebbe avere l'aiuto e il sostegno da parte del governo federale, ed è un contributo che va sempre a seconda della dimensione aziendale fino al 60% addirittura di tutti i costi che riguardano l'investimento in ricerca e sviluppo, quindi in questo specifico progetto innovativo. Quindi i progetti innovativi sono sempre finanziati, ci sono quindi anche dei premi fiscali, no, per questo? Oltre a quello di cui parlava la dottoressa Zmercik adesso, c'è addirittura la possibilità di ottenere il rimborso del 10% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo da parte della finanza austriaca. Interessante. Molto interessante, anche perché funziona il sistema del rimborso. Certo, oltre a questo, altri elementi che attirano magari imprenditori italiani come al di là della vita che abbiamo visto essere più tranquilla, più pacata, parliamo magari del costo della benzina, delle autostrade, magari i capannoni per le aziende sono già predisposti, no? E costano forse meno. Ok, quindi qui purtroppo non ho dei gadget da dare per quanto riguarda il costo di un capannone già esistente che magari potrebbe essere offerto in affitto ad un imprenditore. Purtroppo dipende un pochettino dalla zona da dove deriva il nostro cliente, no? Ma in confronto a qua col Veneto penso che è più o meno la stessa cosa, quindi siamo tra i 2 e 3 euro al metro quadrato al mese, quindi non penso che sia una cosa fra virgolette favorevole in confronto all'Italia, ok? Stessa cosa vale per il personale, anche qua abbiamo un personale super qualificato, direi, ok? Quindi ha il suo prezzo. L'Austria e anche la Carinzia non è un paese low cost. Quindi un imprenditore che sta cercando un sito produttivo dove magari non ha tanti investimenti da fare o tanti costi da sostenere sull'immobile, sul personale, soprattutto sul personale, eventualmente dovrebbe proprio andare un pochettino più oltre, un pochettino più lontano. Da noi c'è la qualifica, c'è questo aspetto innovativo ed ha il suo costo, perché abbiamo tante scuole, tanti istituti formativi che puntano proprio sulla tecnologia, sulla high technology, ed ha il suo costo giustamente, come anche in Italia. Quindi il costo del personale è proprio, non so se posso dire alto, fra virgolette, come in Italia, ma è sicuramente pari. Certo, ma quali sono i settori da cui un italiano è più attirato a insediarsi in Carinzia? Quali sono magari i settori che spingono di più in quella zona lì? Ok, allora quello che abbiamo visto negli ultimi, non so, 10 anni anche è sicuramente stato la grande richiesta da parte di aziende del settore metalmeccanico, ok? Lavorazione del metallo d'acciaio oppure l'impiantistica, quindi proprio la costruzione di macchinari, ma alla fine, oggi come oggi, abbiamo richieste da tutti i vari settori, quindi l'alimentare adesso è molto forte, comunque da qualche anno già ci sono più richieste da parte di imprenditori che hanno interesse di stabilire qui in Carinzia chiamiamolo più un sito innovativo, quindi un reparto di ricerca e sviluppo, quindi tengono in Italia comunque la loro casa madre con la produzione eccetera, con il loro reparto di innovazione, ma poi investono invece in un nuovo reparto in Austria. Maggi, lei è italiana, è di Treviso. Sì. Mi corregga se sbaglio, sono circa 8 anni che lei è insediata lì. Beh, anche di più direi. Anche un po' di più. Sì. Ma
Cosa l'ha spinta inizialmente a insediarsi lì? Andarsene è davvero l'unica soluzione, secondo lei adesso? Io in realtà sono andata in Austria perché volevo studiare violino al Mozarteum a Salisburgo. Questo è il motivo per cui mi sono spostata in Austria. Dopo evidentemente ho visto il clima che c'era in Austria, la serietà delle università, le possibilità di sbocco occupazionale, e mi sono fermata a Salisburgo a fare il dottorato di ricerca, e dopodiché ho capito che gli sbocchi occupazionali per me erano più importanti in Austria che in Italia, che sarebbe stato più semplice per me in Austria affermarmi come avvocato che non in Italia. Lei pensi che in Austria ci sono pochi avvocati, molto pochi avvocati, perché l'accesso alla professione forense è molto diverso rispetto all'Italia, per cui la pratica dura 5 anni invece che 2 come in Italia, ma l'avvocato che ti assume per farti fare la pratica deve pagarti. Quindi in Austria un avvocato non sempre accoglie dei praticanti nuovi, li accoglie solo se ne ha bisogno, e quindi già lì c'è una barriera all'accesso della professione, e per questo in Austria ci sono molti meno avvocati che in Italia, e questo permette ai giovani evidentemente di avere prospettive professionali molto più rapide. Quindi la colpa non è solo delle tasse, diciamo. No. Secondo lei è un po' fallito quel modello di Nord-Est fondato sulle piccole e medie imprese, sull'artigianato? Ma io penso che non si possa parlare di fallimento, perché la mente, soprattutto dei veneti, delle persone che vengono dal Triveneto, sempre quella è. L'imprenditore del Triveneto è un imprenditore normalmente geniale, un imprenditore che ha delle idee che non hanno altre persone, e quindi secondo me stiamo semplicemente trascorrendo un periodo di transizione che passerà, spero, presto, e l'economia riprenderà il suo flusso. Quindi lei, da responsabile del governo, Zmerzlicher, ritiene anche lei, come l'avvocato Maggi, che quindi lo Stato in qualche modo non abbia fallito per quanto riguarda l'Italia, visto che ci sono così tanti italiani che si insediano lì da voi in Carinzia? Guarda, alla fine direi, posso confermare ciò che ha detto l'avvocato. L'Italia per noi imprenditori austriaci è sempre stato anche un mercato molto interessante. Sappiamo delle vostre capacità, ok? L'Italia è sicuramente, per quanto riguarda il suo tessuto industriale, importantissimo e conosciutissimo in tutto il mondo, per cui non penso che dovete temere adesso un flusso enorme di fuga, come voi lo chiamate. Io penso, ed è proprio anche la nostra filosofia, noi non vogliamo essere a disposizione per chi vuole fuggire. Chi fugge oggi dall'Italia e viene da noi, magari fra 2 anni va via da noi. Quindi che cosa interessa alla Carinzia e all'Austria? È la stabilità. Quindi un imprenditore non deve lasciare il suo paese, deve proprio restare lì ed aiutare come si dice, a partecipare alla ripresa, no? Per cui e questo è anche il concetto dell'UE, di non far andare via le persone dai singoli paesi, ma invece di farli stare lì, ma fargli avere delle agevolazioni, no? Per poter fare poi. Quindi il nostro cliente invece è quello che dice: no, io me ne sto in Italia, ok? Ma ho più possibilità magari di entrare in nuovi mercati, spostandomi con un certo reparto magari solo in Austria, ok? Con un colpo così ho un'immagine totalmente differente, riesco con giustamente le persone locali che ci sono in Austria, che parlano l'inglese, il tedesco, lo slovenio, eccetera, e riesco ad, come avevo detto, entrare in nuovi mercati dove mi capiscono poi, e dove ho più potenzialità di vendere, trovare nuovi mercati di sbocco, e con questo progetto estero rafforzare invece la casa madre, la stessa cosa che fanno tutti i nostri imprenditori. L'Austria è l'investitore numero 1 nei paesi dell'est, ma non è che noi diciamo: mamma mia, non devi andare via se tu hai una certa produzione che comporta di andare in paesi di low cost. Quindi anche da noi non li chiamiamo, non sono scappati, ok? Sono andati via per ragioni proprio logiche, ok? Sono andati lì con delle produzioni
serie di bassa, non direi di bassa qualità, ma dove magari il personale ultra qualificato non incide, ok? Non hai bisogno di operai generici, basta, ok? Ma in Austria hanno lasciato tutti quanti i loro reparti innovazione, high technology, che ne so io, i reparti dove fanno i campioni, per poi alla fine produrli, che ne so io, in Polonia, Repubblica Ceca o Bosnia, Serbia, che sono adesso i nuovi mercati emergenti, quindi dobbiamo vederlo un po', mi pare, sì, da un altro punto di vista magari, non vedere tutto male. Ok, siamo in chiusura, Maggi, una domanda a caldo. Secondo lei ci sarà un aumento delle imprese che delocalizzano e si insediano in Carinzia? Visti i tempi? Attendiamo un aumento. Cosa avete visto magari anche in quest'ultimo periodo con l'inizio del nuovo anno? C'è stato un massiccio aumento di imprenditori che sono venuti da noi e vediamo come andrà. Bene, grazie Avvocato Maggi e grazie dottoressa Zmerzlicher. Noi ci rivediamo la prossima settimana con 20 Minuti Veneti per un nuovo appuntamento, stessa ora, stessa emittente.